C'è un aspetto di Giancarlo Gentilini che in questi giorni di ricordo della sua figura pubblica e della sua storia amministrativa ci aiuta a comprenderne lo spessore umano. Fra le sue ultime disposizioni c'è stato anche il testo dell'epigrafe, dove ha voluto fosse riportata pedissequamente questa frase: «Non voglio fiori, ma opere di bene per amore dei miei cittadini». Ecco, per amore dei miei cittadini è la firma di Giancarlo. 5 parole che riassumono perfettamente l'essenza del buon padre di famiglia. C'è un'altra lezione che Giancarlo ci ha impartito, quella della coerenza. Se guardiamo alle sue parole, il sindaco Gentilini ha sempre parlato di cittadini prima ancora che di città. È questo che per chi fa politica, e vedo davvero tanti sindaci, e per chi amministra, non è un dettaglio da poco. Sono emersi tratti del Gentilini sindaco e del Giancarlo uomo che non erano mai saliti agli onori delle cronache perché tenuti volontariamente nascosti. Come l'episodio degli occhiali che un pensionato ultraottantenne aveva rotto e non riusciva a ricomprare con la modesta pensione e che Gentilini aveva fatto ritrovare ordinandoli personalmente dall'amico Capello e pagandoli di tasca propria. O come il gesto verso un cittadino extracomunitario che con basso reddito e una famiglia a carico non riusciva a pagare una multa. Aveva chiesto aiuto al sindaco e anche in questo caso Gentilini la pagò di sua iniziativa senza fare alcun clamore. Gentilini è stato il mio sindaco, quello della mia adolescenza e quello dell'inizio della mia militanza. Ho avuto l'onore di raccogliere l'eredità di una Treviso grata alla sua figura per vicinanza, abnegazione e capacità di arrivare dritto al punto. Caro Giancarlo, probabilmente non eravamo pronti a questo saluto perché ti consideravamo immortale. Oggi, in questa presenza forte di cittadini, nei racconti, nelle opere, nei valori che hai seminato, capiamo che in fondo non c'eravamo sbagliati. L'Alpino è andato avanti, ma ci sono rimaste le impronte del tuo incedere fiero, mai stanco e immortale. Probabilmente oggi si chiude un'epoca, ma voglio usare le stesse parole che hai usato tu in quell'ultimo consiglio comunale per raccontare quel momento con il tuo vocione e con le dita alzate. Tutte le cose belle finiscono, ma ricordatevi che io esco dalla porta, ma resto sulla finestra. Vedete, in queste parole non c'era solo la sua firma, ma anche la sua essenza, quella del nostro Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso per sempre.